Inizia oggi da Rovigo il percorso per la nuova Agenda Digitale 2025 e si inizia nel migliore dei modi. Oggi siamo a Rovigo, il primo Innovation Lab che andiamo a visitare, che ha la capacità di creare le migliori condizioni affinché i veneti diventino cittadini digitali, e questo sarà uno dei grandi obiettivi di Agenda Digitale 2025. Lo potremo fare grazie al contributo delle persone che avranno modo nel corso di questi nuovi incontri di raccontarci quali sono le loro aspettative, quali sono le loro idee, quali sono i loro contributi, e dopo aver sentito tutto il territorio avremo modo di fare sintesi attraverso quella che appunto è l'Agenda Digitale 2025, che si propone due obiettivi: quello di creare un Veneto cittadino digitale e quindi creare le migliori condizioni affinché non ci siano cittadini serie A e cittadini serie B, ma attraverso una conoscenza digitale e attraverso una infrastrutturazione che porteremo anche nei comuni, avere le migliori condizioni per vivere tutte le opportunità che il mondo digitale ci dà. Questo speriamo di poterlo condividere anche con il Governo di Roma, e quindi attraverso il Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza, e di avere quelle risorse che ci permetteranno di fare interventi come quelli che abbiamo visto qui questa mattina a Rovigo, che ci danno l'idea di come effettivamente risorse pubbliche, se spese bene, possono dare delle importanti risposte ai nostri cittadini. L'Innovation Lab Urban Digital Center è un esperimento che come amministrazione abbiamo voluto fortemente fare, grazie al contributo della Regione Veneto, che ha creduto insieme a noi sulla necessità di disseminare il territorio di punti di elaborazione e di utilizzo delle tecnologie digitali rivolte al cittadino. Abbiamo voluto creare uno spazio che fosse, da un lato, un contenitore per consentire alle persone di entrare in contatto con le nuove tecnologie, dall'altro un contenuto in termini di utilizzo, fruizione, messa a disposizione di dati di natura amministrativa che servono sia ai cittadini per riuscire a capire esattamente che cosa fa la pubblica amministrazione, sia alla pubblica amministrazione che deve utilizzare questi dati per riuscire a costruire delle policy informate. Riuscire ad avere a disposizione dati per la costruzione degli interventi di politica pubblica è un asset assolutamente fondamentale per riuscire a costruire in modo migliore questo tipo di interventi. Quindi questa è un'operazione in cui crediamo molto. Ci ha consentito incidentalmente di riqualificare anche dal punto di vista urbanistico un'area della città che aveva bisogno di un intervento importante in questa direzione. Continuiamo ad investire all'interno di questo contenitore perché stiamo per attivare anche un corso di laurea magistrale in lingua inglese e in collaborazione con l'Università di Padova, che ci consentirà di popolare ulteriormente questi spazi e farli diventare uno spazio di innovazione in grado di cross-fertilizzare le idee tra persone che si muovono in ambiti disciplinari completamente diversi. Insomma, un bel esperimento che abbiamo portato al centro della città di Rovigo e che vogliamo valorizzare in tutti i modi. Sicuramente il rapporto tra il digitale e la cultura rappresenta una delle sfide del futuro. Sappiamo che oggi abbiamo un'opportunità, che è quella legata ai fondi del Recovery Fund, del PNRR nazionale, che prevede di investire in questo settore importanti risorse. Le regioni e i territori devono farsi trovare pronti, è importantissimo che vi sia quindi una programmazione, delle progettualità fortemente legate col territorio, che sappiano cogliere quelle che sono le necessità e le priorità dei territori. Come Regione del Veneto abbiamo sin dall'inizio del nostro impegno voluto investire in questo settore, cogliere anche quelli che sono i cambiamenti che il mondo culturale, il nostro amplissimo patrimonio culturale necessitano da un punto di vista della fruizione dello stesso, anche attraverso le piattaforme digitali e i mezzi che la tecnologia oggi ci mette a disposizione. La pandemia ci ha insegnato ad usare molte volte questi strumenti tecnologici. Oggi sappiamo come siano altresì una grande potenzialità per riuscire a condividere, a promuovere e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Una sfida che dobbiamo fare e vincere tutti assieme e che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Sono assolutamente convinta che il digitale non sostituisca la visita fisica presso le istituzioni culturali, musei, le collezioni, i siti archeologici.
piuttosto dovrebbe aiutare a valorizzarne e diffonderne la conoscenza, quindi aiutare da un lato un po' il visitatore a riconoscere piuttosto che a conoscere, che è una dimensione ben più di accessibilità e di competenze più diffuse. E dall'altro ragionare sul fatto che se è vero che il digitale aprirà le porte a più visitatori anche fisici, dall'altro è vero che la maggior parte delle persone nel mondo non verranno mai a visitare un museo e quindi in realtà la dimensione digitale in quel caso semplicemente supplisce a una mancata visita, certamente non ne dà la stessa dimensione, lo stesso tutto tondo. Nell'ambito del visitatore fisico invece il digitale può essere parte del visitor's journey di un visitatore, come lo chiamano negli Stati Uniti, cioè far parte della sua preparazione alla visita prima, essere di supporto alla visita durante e aiutarlo a vedere che cosa ha visto, che cosa non ha approfondito, che cosa lo incuriosisce ancora dopo la visita.